Parlarne ne hanno parlato tutti i consigli regionali riunitisi oggi in tutta Italia, mica solo quello veneto. Quello veneto però ci ha messo del suo e anche un carico da 90. Anche l'emiciclo di Palazzo Ferrofini infatti ha discusso oggi del disegno governativo per il superamento del bicameralismo e la riforma del titolo quinto della Costituzione. Dibattito acceso nei vari interventi, ma che qui ha assunto una tinta più forte con l'approvazione di una mozione sottoscritta da quasi tutti i capigruppo, mozione che vola verso un Veneto che da vittima della compressione tra due regioni autonome chiede lo statuto speciale. Noi offriamo la possibilità anche di riconoscere il Veneto come regione a statuto speciale, come il Trentino Alto Adige, perché il problema alla fin fine è anche e soprattutto finanziario, e se ci dessero una risposta in tal senso io credo che si potrebbero un po' chiudere tutti i conti, saremmo tutti felici. Un regionalismo differenziato, una maggiore rappresentanza della seconda Camera, costi e dotazioni standard e, questione scottante, la sanità, su cui il Veneto non può accettare l'atteggiamento dello Stato. Sulla sanità, che sono 7 miliardi e 400 milioni di euro, voi prendetevi tutte le rogne, fate tutta la programmazione che volete fare, però li eroghiamo noi i soldi. Quindi uno sfregio, una sorta di non riconoscimento dell'articolo 119 della Costituzione. Attenzione, sottolinea il PD, nessun ammiccamento all'indipendenza o alla secessione, qui si parla di autonomia in versione democratica. Siamo però dentro questo ragionamento e dentro questa riflessione per porre il tema dell'autonomia, questo sia un percorso assolutamente costituzionale e legittimo, e per chiedere più risorse per il nostro territorio. Il documento sarà affidato ai presidenti Zaia e Ruffato perché lo portino a Roma, alla conferenza delle regioni, a quella dei parlamenti regionali e al governo Renzi, e il governatore Zaia in particolare sarà tenuto d'occhio. Diciamo a Zaia di impegnarsi per portare a casa le cose possibili. In questi giorni ha cavalcato l'onda dell'indipendenza, abbiamo visto dove ci sta portando. Bisogna dire ai veneti quello che è possibile realizzare e portare. L'autonomia differenziata è la battaglia che tutti assieme dobbiamo fare.